Buongiorno Diego, Buongiorno Paolo, ben trovato. grazie. E le chiedo cortesemente di presentarsi chi è, cosa fa, che ruolo ha e in quale azienda. Io mi chiamo Vincenzi Diego, sono responsabile del sito di Vicenza della ditta Lego, Legatoria Editoriale Giovanni Rivuoto, sito a Vicenza. Grazie per la presentazione. Allora, lei è qui perché la sua azienda ha deciso di partecipare al Job Week Veneto, l'iniziativa di Union Camere del Veneto con le Camere provinciali e con la direzione scientifica dell'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padua, e aderendo a questo progetto lei dice al mercato che la sua azienda ha dei job che propone a delle persone laureate under 30. Di che job si tratta, quali sono le attività richieste, quali sono le skill che una persona dovrebbe avere per interpretare bene questo ruolo. Prego. Allora, noi stiamo cercando una figura tecnica, ovvio che la struttura sicuramente di questa figura tecnica sarebbe utile che fosse un profilo ingegneristico, un profilo ingegneristico di circa 30 anni sul nostro interno, diciamo, riesca a seguire la produzione di KPI, progetti di miglioramento continuo, e l'essere affiancata e gestire anche in parte quella che è la nostra Lego Academy, che è un prodotto che è nato recentemente, ma sul quale noi stiamo puntando molto per la formazione delle nostre risorse interne. Grazie a Diego per la puntuale e precisa presentazione, senza fronzoli, tra l'altro, e il background, il percorso di studi che meglio interpreta il vostro bisogno, qual è? Ma allora, come dicevo prima, sicuramente un profilo ingegneristico è quello che serve, è quello più azzeccato. Magari un profilo che nell'arco degli stage o comunque degli studi, magari anche della laurea, ha potuto toccare i punti citati prima, quindi la creazione di indicatori, di KPI e tutto quanto quello che concerne il pacchetto Lean Manufacturing, quindi miglioramento continuo. Ecco, questi sicuramente sarebbero delle skill importanti. Molto bene, grazie anche di questo. Abbiamo evocato la sua azienda e non abbiamo ancora detto, abbiamo detto dov'è, almeno la sede centrale, non abbiamo ancora detto cosa fa e quindi in che contesto si inserisce questa esperienza professionale. Può, per sommi capi, nel senso dando i concetti chiave, sintetizzare che cos'è Lego Group? Allora, Lego Group è un'azienda che esiste sul territorio vicentino dal 1900, quindi siamo al 122esimo anno di vita, è la quinta generazione. Oggi l'amministratore delegato di questa azienda è la figlia, la dottoressa Rosa Olivotto. È un'azienda, un gruppo che è sito sia a Vicenza come, diciamo, casa madre, ma ha una filiale, una sede, diciamo, anche alla Vis. In tutto conta circa 700 addetti. Produciamo libri. Noi ci piace chiamarci costruttori di libri. Libri di qualsiasi tipo e specie, con qualsiasi tipo di nobilitazione, cognizione, formato e quant'altro. Questo è Lego Group oggi. Bene, quindi un'azienda con una tradizione più che centenaria che vive in un mondo, diciamo in un settore tradizionale che da quel che so, insomma, poi sta cercando anche di rinnovare, mantenendo ovviamente aderenza al core business storico e reinterpretandolo nella modernità. Un'ultima battuta, un paio di buone ragioni per le quali una persona dovrebbe dire: io porto la mia intelligenza, il mio impegno, le mie skill proprio in Lego Group, proprio per il job che lei ci ha indicato. Prego. Ma lo dico in una parola, per il cambiamento, perché probabilmente senza probabilmente, dopo tanti anni comunque di lavoro, forse è la prima volta che vedo un'azienda che è veramente votata al cambiamento, all'osservazione del mercato e riuscire a pensare
a quello che sarà Lego nel 2030. Cioè oggi un profilo di questo tipo ha tutta la possibilità per riuscire a crescere e far seminare le proprie idee per vederle crescere. Bene, grazie. E potrei provare a sintetizzare quello che ci ha appena detto dicendo che chi interpreta questo ruolo sarà protagonista o coprotagonista di un grande processo di cambiamento che oggi pone le basi per quella che sarà Lego Group nel 2030. Assolutamente sì. Grazie Diego per aver partecipato con la sua azienda a questo progetto e buon lavoro. Grazie a te Paolo e a presto.